Ho scelto la traccia B2, speravo in italiano magari in un Montale o in un Veretti, però è uscita la traccia B2 che comunque mi sono trovato bene, parlava del rispetto secondo la tesi del professore Maccioni, secondo il quale fondamentalmente vi è una mancanza di rispetto e anche un decadimento della parola e della lingua che porta anche a atti di soprusi, di violenza sulle donne di cui noi sentiamo parlare quotidianamente e oltre a fare considerazioni proprio personali poi ho fatto anche un confronto con l'età classica in particolar modo sul mondo latino, di come i rampolli delle altre famiglie poi andassero a fare anche degli studi proprio mirati sull'oratoria, parlando poi anche infine di Cicerone e di Seneca sul concetto della parola. Noi purtroppo per quanto riguarda gli autori, ci sono usciti due autori che non abbiamo fatto nell'arco dell'anno scolastico. Infatti io ho scelto la prova di attualità, la B1, che appunto parlava del New Deal e di come ad oggi, di come oggi sono utilizzati i social, comunque i mass media in generale, dai leader politici per diciamo, diffondere notizie ai cittadini, di come vengono distorte le notizie e ho fatto diciamo questa scelta perché comunque la ritenevo la più adatta, è quella che ho saputo argomentare di più. Penso sia andata bene, insomma va, anche i commissari sono stati molto tranquilli, è stata molto, come dire, positiva come esperienza. Gli autori erano onestamente un po' fuori da quelli che mi aspettavo perché sono usciti Pasolini per quanto riguarda la poesia e per la prosa è uscito l'autore del Gattopardo, Tommasi da Lampedusa. Io ho scelto onestamente la traccia B1, cioè quella che parlava della crisi degli anni 30 in America. Ho fatto un'analisi del testo su un testo di Brondan e poi successivamente, no, comunque tutto sommato è andata bene. E nell'analisi del testo di B1 mi chiedeva anche di fare un confronto tra l'utilizzo che viene fatto tra i leader politici e l'utilizzo che fanno dei social media di massa, quindi per esempio i giornali, le radio, e quindi chiedeva di fare comunque questo confronto. Tutto sommato è andata bene, ho perso un bel po' di tempo, 4 ore e mezza, di cui mezz'oretta a scegliere la traccia, però tutto sommato possiamo dire che è andata bene. Le mie considerazioni sono appunto le seguenti. Penso che sia stata una prova, diciamo, difficile, nel senso che sono stanco, anche perché ho dormito poco, però fattibile, tranquilla, mi sono scialato, ho detto quello che appunto credevo, quindi mai appunto svendersi, sempre dire ciò che uno pensa. La vera prova sarà domani con il latino, quindi speriamo bene ragazzi, in bocca al lupo a tutti, buon pranzo.